Professoressa Schiavi Fachin, oggi viene presentato questo volume, Le 10 tesi per l'educazione linguistica democratica. Che cosa sono le 10 tesi? Si tratta di un documento elaborato negli anni 70, all'inizio degli anni 70, dal professor Tullio De Mauro, il più grande linguista a cavallo dei 2 secoli, che fu poi rielaborato da un gruppo di studio, tutto è elencato e stampato sul libro, e la cui versione abbiamo tradotto nelle 4 lingue della nostra regione. Perché 4 lingue della nostra regione? Viene riproposto adesso a 70 anni dalla prima versione di questo libro. Quale attualità c'è? Il libro il documento più esattamente, è attualissimo perché indica l'analisi di come sono state insegnate le lingue nel tempo e come dovrebbero essere insegnate. Parlo al plurale, e che è caratteristico. Non c'è regione in Italia che abbia la ricchezza e la qualità di presenze di lingue come il Friuli Venezia Giulia, perché qui coesistono comunità germanofone, slovenofone e friulanofone, che sono romanze, le tre grandi famiglie linguistiche che coesistono in questa regione. Quindi una regione di cui si ha poca coscienza. La responsabilità è indubbiamente della scuola, dell'università, dei mezzi di informazione. I cittadini purtroppo molto spesso non hanno consapevolezza. Ecco che questo documento mette in evidenza l'importanza che gli insegnanti, perché alla scuola è dedicato, intanto prima di tutto abbiano consapevolezza di questa ricchezza, che poi nella scuola diventa educazione plurilingue, che è anche democratica. La nostra regione è un crogiolo di queste esperienze di educazione plurilingue. Ci racconti qualcosa, lei che ne è stata la protagonista in assoluto? Il libro, il volume, oltre alla parte nelle 4 lingue, oltre al testo, contiene un'ampia documentazione delle esperienze di educazione in 2, 3, 4, 5 lingue, che dai primi anni 80 fino ai nostri giorni in questa regione sono stati fatti. Sono stati fatti e li ho potuti documentare, perché una delle cose che gli insegnanti nel corso di questi anni hanno imparato a fare è documentare le loro esperienze. Bene, l'esperienza non è un'esperienza di grandissimo successo. L'unico successo vero è quello della scuola bilingue di San Pietro Nartisone. Perché? Perché ha avuto la continuità dalla scuola materna, dell'infanzia si dice adesso, fino alla fine della terza media, un percorso importante di almeno 8 anni, che serve in primis agli studenti perché crea una solida base perché possano continuare nella lingua che hanno intrapreso, se hanno il desiderio di farlo, ma hanno gli strumenti per farlo, oppure cambiare lingua o arricchire con altre lingue. Il cinese adesso andrà molto di moda, per esempio. Quindi un percorso importante che invece nei progetti friulani non sono quasi mai riuscita ad ottenere, perché se c'era una bellissima, bravissime maestre che facevano all'infanzia e alle elementari, alle medie non venivano accolti e quindi si chiudeva l'esperienza. E quindi quali potrebbero essere gli interventi prioritari per avviare davvero nella nostra regione una scuola efficacemente plurilingue? Ecco, prima di tutto ci vuole una politica linguistica adeguata, cioè gli interventi legislativi sono importanti. Ecco, qui ho già detto, che non siamo riusciti ancora a introdurla a 10 anni dalla legge nelle scuole medie, a 10 anni. Quindi il cammino è veramente molto lento, le difficoltà ci sono. E è chiaro che poi il secondo tema
che dovrà essere il prioritario tema, è la formazione di un numero adeguato degli insegnanti. La professionalità docente in Italia, in questo paese e anche in Friuli, Venezia Giulia, non è una priorità, ma la scuola è fatta, il diritto primario per cui è fatta l'istituzione scuola è il diritto di imparare e quindi la formazione professionale è un obbligo. Quindi l'intervento e le azioni svolte dalla scuola, dei nostri impagabili insegnanti, così ben avviati per la gran parte da lei, non è comunque sufficiente. C'è bisogno di continuità e di altre azioni di politica linguistica. Certo, partendo dal loro diritto a essere formati professionalmente, adeguatamente dalla scuola, tutto ciò che arricchisce questo diventa formazione continua e permanente, ma la formazione di base deve essere data da istituzioni che sono vocate alla formazione, cioè le accademie. E quindi adeguati strumenti anche tecnologici, ma questi un po' alla volta stanno entrando. E poi c'è la società. Voglio dire, se qui la società non ha consapevolezza di questi problemi, è anche purtroppo perché i mezzi di comunicazione sociale non danno loro le formazioni adeguate. Quindi che questi temi escano dalle accademie ed entrino nei mezzi di informazione è un altro passo importante per arrivare alla meta.